non ascoltatemi. Occhio al latte. Il latte in natura a cosa serve? A far crescere di peso nel più breve tempo possibile quella creatura. Ammesso che quella creatura sia specie specifica per quel latte, che cosa significa? Che se una mucca dà al latte un vitellino, bene, quel vitellino dovrà crescere 250 kg in pochi mesi. Ma quando un bebè, un bambino o un adulto si beve il latte di quella vacca che serviva a far crescere un bovino di 250 kg, sì, il latte è estremamente insulinergico, come anche i latticini, e se vuoi dimagrire, vuoi un metabolismo sano, latte e latticini, se non sei più un lattante, dovresti smettere di consumarli da adulto. O, per quello che riguarda i latticini, limitarli a occasioni speciali.